Buongiorno Roberto Pizzoli, sindaco di Portotolle. Oggi dobbiamo chiederle cosa è successo sabato nel ponte di Barche di Scanarello, che per alcune ore è rimasto chiuso al traffico per un problema al motore, ma soprattutto il suo intervento, tra l'altro in cravatta, vestito a festa, ed è riuscito a risolvere il problema lei e anche con il vice sindaco Raffaele Crepaldi. Cosa è successo, sindaco? Ma no, niente di che, ieri si è rotto il motore che fa chiudere e aprire il ponte di Barche del ponte di Scanarello, ci ha avvisato la polizia, purtroppo non avevamo un tecnico a disposizione, allora siamo andati, abbiamo sganciato io e il mio vice sindaco la parte del motore lasciando fuori il traino e insieme a un gruppo di turisti e qualche cittadino di Boccasette con la corda a traino siamo riusciti a chiudere il ponte, metterlo in sicurezza e garantire il transito dei veicoli e delle biciclette, insomma, ma niente di più di questo, ecco. Al di là, in ogni caso, dell'evento, e noi le facciamo i complimenti, ma la viabilità è uno dei problemi grossi per lo sviluppo turistico del nostro territorio, sbaglio? Sì, sicuramente la viabilità è uno dei punti principali, anche proprio dovuto alla nostra morfologia territoriale, quindi anche alle nostre zone attrezzate da raggiungere, tipo Boccasette con il parcheggio, dove avrebbe bisogno di un esproprio e quindi di un aumento della capacità e il potenziamento, anche se lì stiamo ragionando al limite su un servizio di navetta, perché parliamo comunque di cifre importanti e soprattutto di posti che sono anche vincolati poi per l'esproprio stesso, perché sono tutte zone SIC e ZPS, Baricata idem, dove abbiamo fatto appena in questi giorni abbiamo convenzionato con Villaggio Baricata l'area di parcheggio davanti al camping e quindi il prossimo anno avremo sicuramente un'attrezzatura nuova per far parcheggiare le auto e credo che i servizi e le infrastrutture siano fondamentali per dare supporto ai nostri operatori che così stanno ben facendo e stanno facendo crescere il territorio, un lavoro di squadra. Qualcuno ha sottolineato che il Delta è la capitale italiana del turismo slow, del turismo lento. Lo sottoscrive questo, sindaco? Sicuramente ha la potenzialità per raggiungere dei numeri importantissimi, ha la potenzialità per fare anche la ricettività, che oggi probabilmente è il vero punto cardine, quello è la mancanza della ricettività per trattenere poi il turista sul nostro territorio che ha così tanto da fare. Non siamo solo, lo dico sempre, lettino ombrellone, ma siamo visitazione, siamo bici, siamo bike, siamo passeggiate, cultura e natura, insomma, tanto da offrire. In ogni caso, Portotolle ha un sindaco anche tecnico per mettere a posto i ponti di barche. Sì, ogni tanto di necessità virtù.